C'era acqua nei polmoni della bimba partorita e uccisa nel nightclub di Piove di Sacco. Sono questi i primi risultati che emergono dall'autopsia eseguita nell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Padova. Nata viva e formata, 50 centimetri di lunghezza e 3,5 kg di peso, la morte della bambina sarebbe avvenuta in pochi istanti dopo che era stata tirata l'acqua dello sciacquone con la testa della piccola nel water. Che la causa del decesso fosse un annegamento, del resto, era già stato ipotizzato dai soccorritori del SUEM 118 che martedì mattina erano stati chiamati intorno alle 5 e al loro arrivo avevano trovato una scena difficile da raccontare con la bambina di fatto già morta. La mamma della bambina, Melissa Russo Machado, 29 anni, dopo l'interrogatorio di garanzia di giovedì durante il quale si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è adesso agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Cassano delle Murge, in provincia di Bari, accusata di omicidio volontario aggravato. I primi risultati dell'autopsia escluderebbero il coinvolgimento di terzi nella morte della bambina, ma il medico ha 60 giorni di tempo per consegnare il fascicolo completo. Nel frattempo il serale è stato posto sotto sequestro con i gestori iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Un'inchiesta questa nata durante gli accertamenti eseguiti dai carabinieri nelle ore successive all'omicidio.